Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Scusate l'aspetto, ma mi sono svegliato da relativamente poco, nemmeno una mezz'oretta, e subito, boom, notizia di mercato: Colombatto è un nuovo giocatore del Saint Truden. Mai sentita. A quanto so è una squadra belga che milita in Pro League, quindi la prima divisione del Belgio, l'equivalente praticamente della nostra Serie A. Tra l'altro ha acquistato, se non mi sbaglio, anche lì il coreano del Verona. Intanto qui cade tutto. E non capisco. C'è un'abbondanza di giocatori a centrocampo, questo è innegabile. Però io non capisco l'atteggiamento che ha il Cagliari. Nel senso, tu vuoi investire sui giovani e io sono la persona più contenta del mondo. Però se tu questi giovani li fai sempre girare, sempre, non ci punti mai e li prendi soltanto per rivenderli usandoli 2 o 3 volte, vedi Colombatto, vedi Ann, vedi Doratiotto, vedi Biancu, se non ci punti mai, che senso ha avere un settore giovanile? Per mandarli in prestito? Per cederli a titolo definitivo facendoci delle plusvalenze ridicole? Perché a quanto sarà stato venduto Colombatto? Non penso più di 2-3 milioni. Non si sanno nemmeno le cifre, tra l'altro mo io mi devo mettere a fare copertina, hanno colto veramente a- alla sprovvista perché non me l'aspettavo proprio. Non lo so, io sta cosa del Cagliari proprio non la capisco e non la sopporto. Nel senso, ieri dai che casca. Cioè, io posso capire che magari non tutti i giovani che tu vai a prendere siano pronti immediatamente e quindi tu hai bisogno di farli crescere, di farli maturare, gli devi fare le ossa in campionati, magari in Serie B o in altri campionati. E ci sta, è una scelta rispettabilissima che condivido pienamente perché sotto un certo aspetto significa che tu su quel giocatore ci vuoi puntare. Ma se tu non ci punti mai alla fine e li vai a vendere a poco, che senso ha avuto fino adesso averli in rosa? A sto punto aboliamolo il settore giovanile del Cagliari, perché tanto ne sale uno, non si sa ogni quanto in prima squadra. A me mi dispiace dirlo, mi dispiace, però è così, non ha senso, non ha senso, a me è sta cosa che mi dà fastidio. Se non ci dobbiamo puntare sui giovani, se dobbiamo andarli sempre a prendere da altre squadre, ritiriamo il settore giovanile del Cagliari. Cioè, siamo stati pure promossi in Primavera 1, ma tanto a che serve? A che serve se tanto quelli rimarranno a vita lì ed al massimo punteranno ad avere una carriera in una squadra di C o di B? Io non lo so. Non lo so, raga, veramente a me sta cosa mi fa intoppare. Mi fa intoppare perché la trovo veramente senza senso. È senza senso. Poi a me Colombatto è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Secondo me non aveva dato tutte queste grandi dimostrazioni, quello è vero, però qualcosa di buono l'aveva fatto vedere e non meritava una fine così. Secondo me gli andava, cioè andava. Regà, mi sono appena svegliato, sono un po' dislessico. Sono sempre un po' dislessico, però vabbè. Comunque, bisognava dargli fiducia. Bisognava dargli fiducia. Perché attualmente il settore giovanile del Cagliari, ripeto, non ha motivo di esistere se questa è la fine dei giocatori. Non lo so, non lo so. Sono veramente incazzato. Spero che Colombatto abbia trovato una squadra che punti veramente su di lui, perché se lo merita. Come spero che qualsiasi squadra possa trovare e puntare veramente su un giocatore della primavera del Cagliari. Perché tanto ha già il destino scritto, non, sono veramente pochi quelli che saliranno in Serie A dalla prima squadra. Gli unici che mi vengono in mente so, vabbè, Barella, Pinna
e fatemi vedere se c'è qualcun altro che il Cagliari ci ha effettivamente puntato dal settore giovanile. Ragazzu, però non è che ci abbia effettivamente puntato. E basta. Cioè, negli ultimi 5-10 anni, mi pare sono questi i nomi. Cioè, magari potranno essere altri 2-3 in più, però 5-6 nomi in 10 anni è veramente inutile. Cioè, vuol dire che tu non la stai sfruttando, non stai dando valore a quello che è il tuo settore giovanile. Quindi ripeto, che cazzo di senso ha far crescere i giovani se tanto poi sui giovani tu non ci punti? Perché non ci punti? Perché vuoi giocatori belli pronti e quindi il tuo settore giovanile lo mandi totalmente a fare in culo. Totalmente. Vabbè. Detto questo il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.